Siamo con Aldo Serena, un triangolare che vede tra gli altri gli alpini e i giovani liceali. Ecco, a proposito di giovani, una ricetta per rilanciare il vivaio italiano che sembra in difficoltà da un po' di anni. Beh, dare un po' più spazio alla fantasia nei primi anni di gioco, quindi fino ai 13-14 anni, non imbrigliare questi ragazzi con tattiche esasperate, ma cercare appunto di farli divertire e di fargli uscire quella fantasia, quella capacità, quella voglia che molti hanno di dribblare, di andare al tiro, insomma, di divertirsi. Quindi un invito alla fantasia e al divertimento. Sì, appunto nei primi anni di gioco, poi inevitabilmente quando si comincia a strutturarsi verso i 15-16 anni, insomma l'aspetto tattico e anche le informazioni che l'allenatore deve dare sono più collettive, però ecco nei primi anni io direi dare un po' più sfogo all'individualismo dei ragazzi. Ecco, un'ultima domanda. C'è un giocatore attuale in cui si identifica di più nel calcio di oggi? Ma io ero un calciatore molto, uno specializzato, adesso i calciatori devono essere bravi un po' a far tutto, ecco. Non particolarmente, no. Quindi c'è un'individualità forte. Sì, ma anche una selezione nel tempo che porta i ragazzi a diventare bravi a far tutto. Se non arrivi in Serie A, se non hai una buona tecnica, non hai una struttura fisica, non sei veloce. Adesso è così. Io non faccio parte di quella categoria delle persone che guardano al passato in maniera benevola e anzi nostalgica. Il mondo va avanti e adesso secondo me è più difficile giocare a calcio, è più veloce, quindi fanno meglio quelli di adesso rispetto a quelli di una volta. Grazie. Prego.